Presidente, parliamo di occupazione, un'imprenditoria che in Veneto sembra, sue parole, abbia un occhio di riguardo per i propri dipendenti, una coperta che sembra corta però, quella dei 3 anni con le agevolazioni del Jobs Act. Cosa ne pensa? Guardi, gli interventi straordinari servono a smuovere la situazione. Io credo che questa legge sia stata importante per ricreare un clima e per aiutare le aziende che avevano intenzione di assumere. Quindi si comprende come non possono essere infiniti. L'importante è che ci sia una gradualità nella diminuzione di questi incentivi, di questi aiuti. Però io penso sia proprio compito del governo quello di accendere il fuoco, accendere le amici e farla partire. Poi sta anche a noi imprenditori utilizzarla al meglio. Quindi è importante che non terminino immediatamente, che ci sia una gradualità, ma questo eravamo già preparati. Si parla di non cercare un posto di lavoro proprio sotto casa, forse questo è un po' il tallone dei giovani italiani, e in più di affacciarsi al mondo. Siamo in grado di farlo in Veneto? Ma sì, guardi, lo era prima, forse questa mentalità c'era prima e forse c'è anche, permane nei livelli qualificati più bassi, nel senso che i giovani oggi che studiano all'università, che si preparano, sono disposti a viaggiare il mondo, sono disposti a confrontarsi con gli altri ragazzi. Io li stimolo sempre quando mi fanno intervenire con giovani: andate all'estero, sperimentate, fate esperienza, confrontatevi con ragazzi di altri popoli che hanno comportamenti, attitudini, fame diversa, e vedo che i giovani lo stanno facendo. E guardi, c'è veramente una nuova generazione che non è assolutamente priga, non è assolutamente come è stata definita dalla Ministra Fornero. Io sto vedendo giovani che si impegnano, che fanno, che hanno capito che il futuro dipende da loro stessi, dalla formazione, dalla capacità che hanno di assorbire, di capire. Ecco, io credo molto nei giovani.